Amici di Cantiamo Napoli, ora andiamo a intervistare un altro bel personaggio che ci è venuto a trovare. Ciro Rigione. Ciao Ciro, come stai? Io bene, tu come stai? Infinitamente bene, insomma. Ci sta il sole, ma la ci porta di perché questa è la giornata un po' sicuramente, oggi no, dove c'è Ciro Rigione c'è il sole, c'è musica, c'è amore. No. Ti voglio far vedere una cosa che ti ho portato. Ma guarda, è venuto con la bici. Che tu l'altra volta me l'hai chiesto, hai chiamato? Ecco, è venuto con la bici, con la macchina, che se mi dava la bicicletta te la macchina. Però tu insomma, qua la bicicletta che devi mettere un casco? No, ma questa è in salita. In salita? Perché sono davanti. Questo è il disco nuovo. Allora, l'avevo promesso e te l'ho portato. Oh, io ti ringrazio veramente. Ho fatto vedere davanti alle persone che tu poi dici sempre non mi porto mai, non mi vorrai mai, ma invece sono i testimoni della gente. Ha ragione. Le prove me lo metto anche in tasca, vedi? Ecco. Allora, Ciro Rigione, innanzitutto come stai? Bene, in ottima forma, ti vedo bello pimpante come sempre. Parliamo un attimino di questo nuovo lavoro discografico che si intitola Sempre in salita. Sono 11 canzoni. Sì, guarda, visto in particolare c'è la canzone, la 10ª traccia è dedicata a Napoli, alla nostra squadra del cuore, Napoli, e la traccia si intitola Forza Azzurri. Esatto, però poi è un disco che magari già stanno ascoltando, quindi già hanno avuto la possibilità di ascoltare tutte le 11 canzoni, quindi ci sono un paio di pezzi che già sono diventati molto commerciali per la gente, molto orecchiabili, e quindi sono contento di questo disco, grazie. Sicuramente. E io, visto che è stata un'intervista così all'improvviso, io inviterei vicino a me il nostro patron Alfonso Criscuolo. E a me fa piacere perché so che c'è una grande novità per Ciro Rigione. Ciro Rigione tutti il 20 giugno presso Villa Gran Bruno a Castellammare di Stabia, perché presenterà il suo nuovo lavoro discografico. Tra pochi giorni, diciamo, quindi si devono affrettare perché le prenotazioni già finiscono, quindi e quindi vi aspetto il 20 giugno tutti quanti a Villa Gran Bruno. Organizzazione Cast & Music, ricordiamo. Certo. Naturalmente serale, una cena spettacolo molto carina dove si parla pure poco. Io non so, mi pensavo a un certo punto le fa mia mamma, 15 euro. 15 euro solo per vedere Ciro Rigione in concerto. Tutte le cose che non pagano a me. Un mangiare, capito? Che le canane pagate a me. Quindi correte subito a Villa Gran Bruno, a Cast & Music. Prima piazza, secondo, quindi con 15 euro che stanno. Noi ci saremo. Noi ci saremo, sicuramente. Appena ti sono mangiati, subito noi ci saremo. Si può fare. Anche perché c'è Pismi sulla qualità, c'è sta Ciro Rigione che presenta il suo ultimo lavoro discografico Sempre in salita. Quindi insieme a Ciro Rigione, Alfonso Criscuolo e Lolo Fioretti vi diciamo Cantiamo Napoli! Calma che si può, non allucare, e parliamone un po', io ti posso aiutare, dimmi che era lui, solo per poter rispondere. Un amico no, non ti preoccupare, è qualcosa di più. Se tu chiami così, gli rispondi a papà, è l'amore che ti fa male. Che se te fu prima innamorato, ti fa chiagnere sì, quando all'improvviso sei stancato, poca meglio amica, tu t'hanno tradito e l'hai saputo, poca steve già lunate prima te, che a tu vuoi sapere, che se te fu prima innamorato, t'allontana chi t'accompagnava a scuola mano a mano, e chi non dormiva sera si non t'era salutato, tu geloso non m'avevi a toccare, e geloso soprattutto di mamma. Lo sapevo già, ti spiavo un po', geloso sono io, tu non sei più da me, ma è la vita che va, e si chiama papà, sta male. Che se te fu prima innamorato, ti fa chiagnere sì, quando all'improvviso sei stancato, poca meglio amica, tu t'hanno tradito e
facciamo un'altra prima te, che altro vuoi sapere? Che se te fu prima innamorato, da lontana chi ti accompagnava a scuola mano a mano, e chi non dormiva sera si non t'era salutato. Tu geloso non m'aveva una toccata, e geloso soprattutto di mamma, che sta l'amore ti fa sta male, ti fa soffrire. E se ti fu prima innamorata, ti fa piangere sì, quando all'improvviso sei stancato, o che meglio amica tu t'hanno tradito e l'hai saputo, o che stai facendo un'altra prima te, ma c'è sta chi soffre